E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi eccezionalmente poco dopo le 10 per questo cambio di scaletta dovuto alle disponibilità del nostro ospite. Abbiamo intervistato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ma oggi c'è da registrare uno scandalo enorme diffuso nel paese, o meglio non nel paese reale, diffuso presso l'opposizione ormai, come dire, la cui agenda è dettata più da Fratoianni e Bonelli che dal principale, in teoria, ex partito riformista dell'opposizione, e presso i gran commi di Stato, presso le punte avanzate del Deep State. Qual è lo scandalo enorme che costoro lamentano? È il fatto che il governo abbassa le tasse. È incredibile, ma mi rendo conto che in Italia, in un paese abituato da troppo al tassa e spendi, imperniato peraltro su un sistema centralista, e questo ci ricorda quanto la riforma dell'autonomia sia tutt'altro secondaria, ma insomma mi rendo conto che abbassare le tasse sia percepito come una bestemmia nella chiesa statalista e tassatrice in cui spesso si è tramutata l'Italia. Ma abbassando le tasse, guarda un po', il centrodestra fa il centrodestra. È incredibile, e tra l'altro attua il mandato popolare ricevuto su un programma che prevedeva l'abbassamento delle tasse. Mi rendo conto che queste cose sembrano lunari a un certo establishment italiota, ma questo è, e sì, è un'ottima notizia. Ora, la pietra dello scandalo nella fattispecie è la riduzione, sapete, dell'IRPEF, diciamo dell'aliquota dal 35 al 33%, cioè non è che è la rivoluzione reganiana, perché c'è un contesto storico, perché l'Italia non sono gli Stati Uniti degli anni '80 e via dicendo, ma questo basta a turbare lor signori, che la parola d'ordine ovviamente, che è, come dire, copia incollata dai banchi di AVS fino a Banca Italia, cioè tutti dicono che questa riforma avvantaggia i ricchi. Allora, la realtà dice che questa riforma impatta da chi ha un reddito complessivo di 28.000 euro in su, quindi non è che parte proprio dai mega miliardari, e queste fasce hanno dei benefici a scalare da questa riforma, fino ad arrivare al beneficio più consistente, 440 euro per chi ha redditi da 50.000 euro. Cos'è che si omette di dire però? Si omette di dire che nella prima sua fase di legislatura il governo ha non solo tenuto in ordine i conti contro ogni previsione di ogni Cassandra, diciamo, avversaria del centrodestra, ma ha fatto riguadagnare credibilità e attrattività internazionale al sistema Italia, più dei presunti sapienti che governarono in passato. E in secondo luogo, a proposito dell'utilizzo strumentale, no, delle parole ricche e poveri da parte dei loro signori, nei primi anni, dal punto di vista fiscale, si è dedicato esattamente ai redditi bassi, con un'operazione di taglio del cuneo fiscale che è stata in questi ultimi lustri sempre sbandierata dai vari leader e leaderini che si sono succeduti a sinistra nei talk. L'ha fatto il centrodestra sui redditi bassi e l'ha reso strutturale. Quindi ha pensato in primis ai poveri, se vogliamo usare le categorie ricattatorie di loro signori. Dopo, diciamo, il giro di boa della legislatura, fa un'operazione sul ceto medio. Sì, perché il ceto medio non solo è la constituency, diciamo, del centrodestra, ma è quell'ossatura diffusa che tiene in piedi il sistema paese. E cosa ci sia di scandaloso in tutto questo è francamente un mistero. Fa poi sorridere il fatto che all'audizione sulla manovra della Banca d'Italia davanti alle commissioni bilancio di Senato e Camera, Banca Italia avrebbe sostenuto che la riduzione dell'aliquota IRPEF non comporterà variazioni significative della diseguaglianza. Perché la Banca d'Italia, come dire, ha come focus la lotta alle diseguaglianze, cioè una sede distaccata di Alleanza Verdi Sinistra. No, evidentemente, insomma, ci sarà della contrarietà perché è stato chiesto un contributo ipersostenibile alle banche, non lo so. So che c'è una narrazione completamente sconclusionata e capovolta addirittura. So che nella realtà
il centrodestra con la Lega, che oggettivamente su questo tema ha fatto spesso la punta avanzata, e quella, come dire, che insisteva sulla necessità, ha in primis ridotto le tasse ai ceti bassi e ora le sta riducendo al ceto medio. Tutta questa è una politica di centrodestra. Se non vi piace, provate a sconfiggerli alle elezioni. Grazie a tutti.